Onde giganti alte fino a 9 metri stanno per travolgere le coste della Sardegna a causa della tempesta Harry bis. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi affrontiamo una situazione critica, il ritorno della tempesta Harry che sta portando mareggiate e venti fortissimi su tutta l'isola. E se rimarrai con me, vedremo insieme quali sono le zone più colpite. Se vuoi restare sempre aggiornato su ciò che accade in Sardegna, iscriviti ora e lascia un like a questo video. È il modo migliore per sostenere l'informazione libera nel nostro territorio. A soli 21 giorni dall'ultima devastazione, l'isola rivive l'incubo meteomarino del mese scorso. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma l'eccezionalità dell'evento. È la seconda volta nel 2026 che affrontiamo condizioni così straordinarie. Nelle prossime ore, venti di burrasche e violente correnti di maestrale si abbatteranno con furia sui litorali nord e ovest della Sardegna. In mare aperto la situazione è critica, con marosi che superano l'altezza di un palazzo di 3 piani. Ma c'è un dettaglio che preoccupa gli esperti. Nonostante una breve tregua prevista per venerdì 13, il peggio deve ancora arrivare. Nel weekend è previsto l'arrivo del ciclone di San Valentino. La pressione crollerà a 985 hPa, portando un drastico calo termico e piogge diffuse su tutta la Sardegna, proprio mentre i mari resteranno agitati. L'isola si prepara a un fine settimana di massima allerta. L'allerta meteo sta purtroppo condizionando la vita della nostra comunità, portando all'annullamento delle sfilate di carnevale e alla chiusura di parchi e cimiteri in molti comuni. La prudenza non è mai troppa in questi casi. Se questo video ti è stato utile per capire meglio cosa sta succedendo, lascia un like e condividilo con i tuoi contatti. Aiutami a diffondere queste informazioni importanti a tutti i sardi. Grazie per la visione e passi una fantastica giornata. Ciao!